Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando del virus West Nile. Sono 16 i casi riscontrati in Friuli Venezia Giulia tra sintomatici e non, numeri in aumento con il piano della Regione per ampliare la campagna di disinfestazione anche a Udine e nella Bassa Friulana, annullati invece gli interventi a Tolmezzo e Verzegnis. Il servizio. Tavagnacco, Reana del Roiale, Pagnacco, Povoletto, Tricesimo e i quartieri nord di Udine. Sono questi i comuni in cui nella notte il personale incaricato dalla regione ha effettuato la disinfestazione anti-zanzare per combattere la diffusione del virus West Nile, che già ha fatto segnare 16 casi in regione. Una disinfestazione adulticida mirata a fossi, siepi e altre zone in cui si possono annidare le zanzare, nata dalle analisi fatte su alcuni animali che hanno testimoniato la diffusione del virus. E proprio dalle analisi su altri animali la regione ha basato la decisione di effettuare altre disinfestazioni. Un piccione a Udine, nella zona di Viale Venezia, e un cavallo a Palmanova sono risultati positivi al virus e quindi altro ciclo di disinfestazioni. Tanto che il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi, insieme agli uffici della salute, ha incontrato i sindaci di Pasen di Prato, Palmanova, Bagnari Arsa, Trivignano, Santa Maria la Longa, Visco, Gonars, Campoformide e Cervignano, per fare il punto sul calendario delle prossime operazioni, per evitare i disguidi successi con i primi 6 comuni quando la disinfestazione era stata prima annunciata, poi rinviata e infine sospesa per l'impossibilità di avvisare tutti i cittadini. Sospensione, anzi annullamento, che è arrivato anche per la disinfestazione annunciata a Verzegnis e Tolmezzo, originariamente previste per questa notte. Da una parte la necessità di salvaguardare le api e dall'altra l'impossibilità di spostare un evento all'aperto hanno portato alla decisione di riprogrammare, per il momento a data da destinarsi, l'intervento. Restano invece programmate per settimana prossima le disinfestazioni a Prata, Pravisdomini e Sacile. Si ricorda che per tutta la durata dell'intervento è necessario tenere porte e finestre chiuse, evitare di lasciare all'esterno animali domestici e non consumare ortaggi e frutta esposti al trattamento nelle successive 72 ore. E per quanto riguarda le disinfestazioni a Udine, le operazioni sono previste per il 29 agosto a partire da Viale Venezia, dove il virus è stato trovato su un volatile morto. Il virus West Nile trasmesso dalla puntura di zanzara Culex pipiens fa una nuova apparizione a Udine. Questa volta tocca la zona di Viale Venezia dove è stato rilevato su un volatile morto. Da qui la necessità di avviare le operazioni di disinfestazione dell'area. E siccome la normativa, la legge dice che nei 4 chilometri deve intervenire, interveniamo, la Regione ci ha già comunicato oggi che interverranno il giorno lunedì 29, iniziando appunto dal punto 0, Viale Venezia, poi lì c'è anche il cimitero, poi ci sono le aree verdi, eccetera. Comunque lunedì notte interverranno dalle 24 in poi e completeranno la zona, diciamo, dell'Udinese, che riguarderà dai 4 km anche, andremo fuori anche a Basaldella e andremo nelle zone limitrofe fino a scendere a Sant'Osvaldo, insomma 4 km. Dobbiamo avvisare la gente che non lasci stendere i panni, usi un po' di precauzione, anche se il materiale, diciamo, che stanno inserendo in 3 ore decanta, quindi praticamente non ha più nessun riflesso, però è meglio sempre adottare un minimo di precauzione. Disinfestazione straordinaria anche a Valle Noncello, a Pordenone, dove il sindaco Alessandro Ciriani è stato informato dalle autorità sanitarie poco fa che le operazioni si terranno nella notte tra lunedì e martedì, con inizio appena prima di mezzanotte. Sentiamo il primo cittadino. La Direzione Regionale Salute ha diramato oggi pomeriggio una direttiva con la quale si ordina la disinfestazione straordinaria dell'abitato di Valle Noncello, del quartiere di Valle Noncello. La ragione è dovuta al fatto che nei giorni scorsi si è registrato un caso di West Nile, questa influenza che preoccupa, però io mi sento anche di tranquillizzare la popolazione dicendo che è tutto sotto controllo, si tratta di un'azione preventiva e di profilassi. Tuttavia ci sono alcune prescrizioni da rispettare. La disinfestazione sarà fatta tra lunedì notte e martedì, è straordinaria perché di norma non si potrebbe intervenire in questa maniera, cioè non si può più come un tempo passare col DDT e ammazzare le zanzare, ma si deve agire solo con le pastiglie contro le larve. In questo caso invece, vista la situazione, si decide di fare un'azione più incisiva. Accanto a questa operazione continua quella del Comune, che ha il compito di fare appunto l'erbicidio nelle cadidoie e nei tombini del Comune. Dal 31 agosto sempre la Direzione Salute opererà
un larvicidio straordinario anche all'interno delle abitazioni private, questo per creare una zona, come dire, immune rispetto alla presenza di queste zanzare. Dal West Nile al Covid, impennata di decessi con coronavirus in Friuli Venezia Giulia, nelle ultime 24 ore sono ben 12 le persone morte in regione, una a Trieste, 9 a Udine, 2 a Pordenone. Questo il dato emerso dall'ultimo bollettino pubblicato dalla Direzione Centrale Salute. Su un totale di 4.123 test e tamponi sono state riscontrate 595 positività. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 163. La cronaca: un incendio boschivo è divampato in località Lama di Carpeno nel comune di Caneva nel Pordenonese, bruciando un'area di circa 2 ettari. Il rogo si è esteso rapidamente, agevolato dalla persistente siccità. Per domare le fiamme sono state necessarie diverse ore di lavoro. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei pompieri, dei forestali e dei volontari della protezione civile, aiutate dall'alto da 2 mezzi aerei, un elicottero regionale e il Drago 59 in forza al reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia. Mentre gli uomini a terra hanno operato a protezione delle abitazioni della frazione, dove erano presenti alcuni serbatoi di GPL a servizio delle case, gli elicotteri hanno provveduto ad eseguire lanci d'acqua, prima per spegnere le fiamme e poi per bonificare l'area incendiata. Nuovi danneggiamenti a Varmo, ignoti tra il 23 e il 24 agosto hanno vandalizzato l'area di svago prospiciente la scuola media Italo Svevo, posta a lato di via Giovanni Antonio da Pordenone. A denunciare i danni ai carabinieri di Rivignano è stato il sindaco di Varmo, Fausto Prampero, stanco di subire danneggiamenti nel nuovo parco comunale. Disegni e scritte con lo spray sono apparsi su pareti e marciapiedi del vicino ambulatorio di comunità. Altri danneggiamenti infine hanno rovinato la recinzione del campo da basket e di calcetto, costruito da una volta era presente uno spazio dedicato al tennis. A giudicare dalle immagini, i danni sembrerebbero compiuti da ragazzini non sorvegliati. Purtroppo, come sottolineato dall'amministrazione, non sono i primi. Da qui la decisione di denunciare il fatto nella speranza che questi spiacevoli episodi non si ripetano più. A metà giugno era entrato furtivamente all'interno del tennis club di Udine di Via del Maglio, poi, una volta raggiunti gli spogliatoi, anziché estrarre la propria racchetta, si era messo a rovistare tra gli zaini e i borsoni riposti sulle panchine, fuggendo successivamente dal centro sportivo con beni averi quantificabili in 500 euro. Tra gli oggetti sottratti anche un telefono e un portafoglio. Dopo la denuncia presentata dalle vittime, i carabinieri di Udine hanno avviato le indagini che hanno portato nelle scorse ore ad identificare e denunciare l'autore del furto, un 46enne di etnia rom residente a Udine senza fissa dimora, risultato con diversi precedenti di polizia a suo carico. Cambiamo argomento, il comune di Monfalcone chiederà i danni alla compagnia della nave che il 22 agosto ha causato lo sversamento di combustibile nell'area portuale e balneare di Marina Giulia. Terminato il divieto di balneazione, ma il sindaco Cisin chiede un risarcimento. Un enorme danno di immagine oltre che ambientale. Per questo il comune di Monfalcone ha deciso di chiedere i danni per lo sversamento in mare del 22 agosto di olio combustibile pesante nel bacino portuale e lungo il litorale anche balneabile di Marina Giulia. Lo sversamento è avvenuto durante le operazioni di bunkeraggio della nave Al-Sad, battente bandiera delle isole Marshall. Abbiamo inviato una messa in mora all'armatore, al comandante, all'agenzia, perché la nave, che peraltro è ancora in porto, ha causato un danno ambientale importantissimo. E noi abbiamo provveduto sia il giorno del disastro, possiamo proprio definirlo così, che il giorno successivo a verificare lo stato dell'arte anche del nostro litorale. Abbiamo provveduto immediatamente anche a emanare due giorni di ordinanze per il divieto di balneazione, perché il carburante si era fissato sui sassi e anche sulle alghe. Da ieri la situazione è decisamente migliorata. Oggi stiamo provvedendo anche assieme a Legambiente a sistemare una zona dove non possono intervenire i mezzi meccanici. Nella lettera abbiamo detto che avremmo ovviamente contestato i danni patrimoniali, anche quelli non patrimoniali, perché questo in piena estate ha causato anche dei danni d'immagine. Il comune di Monfalcone ricorda che l'incidente ha richiesto l'intervento di Capitaneria di Porto, Protezione Civile Comunale, Servizio Tecnico del comune, oltre che di ditte specializzate. Il sindaco Cisin chiede garanzie per il futuro. L'ho anche chiesto al comandante della Capitaneria se fosse possibile che in fase di bunkeraggio le navi potessero prudentemente premunirsi con delle panne attorno all'area di lavoro, affinché questi disastri non abbiano più ad accadere.
Cresce il numero di minorenni ricattati attraverso i social network. Negli ultimi mesi si contano almeno un centinaio di casi di sextortion. L'allarme della Polizia Postale che, vista l'impennata, ha deciso di lanciare alcuni utili consigli alle vittime e alle loro famiglie. Aumentano i casi di sextortion tra gli adolescenti del Friuli Venezia Giulia. Sono almeno un centinaio le vittime minorenni ricattate attraverso i social network solamente negli ultimi mesi. L'allarme è stato lanciato dalla Polizia Postale, che sottolinea come il fenomeno sia vertiginosamente esploso nell'ultimo anno, coinvolgendo anche alcuni ragazzi più piccoli. L'adescamento inizia con qualche scambio di like, alcuni commenti e con messaggi da parte di sconosciuti o finti coetanei gentili e avvenenti. Poi prosegue sulle video chat, dove le richieste di pose intime si fanno man mano sempre più spinte. A cadere letteralmente nella rete sono soprattutto i ragazzi tra i 15 e i 17 anni che, spinti da curiosità sessuali, vengono catapultati in un incubo fatto di ricatti, continue richieste di denaro e minacce di diffondere foto e video compromettenti. Le vittime, intrappolate tra la vergogna e la paura che le immagini intime possano essere viste da amici e familiari, tendono quindi a tenersi tutto dentro, specialmente a non confidarsi coi genitori. La Polizia Postale invita le giovani vittime a denunciare situazioni di questo tipo, magari attraverso l'aiuto di un adulto di fiducia o raccontando tutto ad un solo genitore. L'importante, consigliano esperti delle forze dell'ordine, è non cedere mai al ricatto, che non avrebbe mai fine. Anzi, così come non va cancellato il profilo social su quale è nato il reato di sextortion, serve anche conservare i messaggi e screenshottarli. Le denunce potranno poi essere presentate sul portale www.commissariatodps.it addirittura in autonomia da chi ha compiuto 14 anni. Ricordiamoci, sottolinea la Postale, che non bisogna mai giudicare irresponsabile il comportamento delle vittime. La vergogna e il senso di panico potrebbe infatti portarle a compiere atti impulsivi e rischiosi. Serve piuttosto rassicurarle, ricordandoci che l'ascolto e la raccolta delle informazioni è fondamentale per risolvere al meglio le indagini. La politica verso le elezioni del 25 settembre, la decisione della Corte di Cassazione sull'esclusione di 5 liste in regione arriverà nelle prossime ore. Al momento solo una di queste si è vista rigettare il ricorso. Al momento gli esclusi sono sicuramente quelli del partito Pensiero e Azione, che ha comunque presentato ricorso al TAR dopo il rigetto della Cassazione. Per quanto riguarda le altre 4 liste che nei giorni scorsi erano state escluse dalla corsa elettorale, c'è attesa per la decisione della Cassazione, che potrebbe arrivare nelle prossime ore, anche se il termine ultimo è fissato alle 19 di sabato. Al momento sono in attesa di risposta i Gilet Arancioni, il Partito Animalista, le Destre Unite e Forza Nuova, tutte liste, alcune candidate solo a uno dei 2 rami del Parlamento, che erano state escluse dalla Corte di Appello di Trieste perché non avevano consegnato le firme necessarie, 750, quelle richieste in Friuli Venezia Giulia, e l'esenzione non era stata ritenuta valida. Qualora venisse confermata l'esclusione di tutte e 5 le liste, resterebbero in corsa 16 partiti, con 8 di questi divisi in maniera equanime, 4 per parte, tra le 2 coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Riunione di giunta regionale nel corso della quale sono state stabilite le risorse erogate alle famiglie per l'abbattimento delle rette dei servizi educativi, via libera anche al piano regionale delle piste ciclabili. La Regione coprirà tutte le richieste di abbattimento erette per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia per l'anno scolastico 2022-2023. Lo ha confermato l'assessore regionale Alessia Rosolin durante i lavori della Giunta, dando risposta alle 6.170 domande pervenute, 711 in più rispetto allo scorso anno, finanziandole con fondi propri e con risorse del Fondo Sociale Europeo. Complessivamente saranno utilizzati 25 milioni e mezzo da ripartire in misura proporzionale a quanto segnalato da ciascun ente gestore del servizio sociale dei comuni. Il trend è in netta crescita dall'anno educativo 2017-18 al 2022-23. Le domande soddisfatte dalla Regione sono cresciute di 2.548 unità, mentre le risorse regionali proprie destinate all'abbattimento delle rette sono più che quadruplicate, passando da 5,1 milioni di euro agli attuali 22, a cui vanno aggiunto poi ovviamente le quote del Fondo Sociale Europeo. La misura è cumulabile con quella nazionale e viene destinata a chi ha una ISEE
fino a 50.000 euro e parte da 250 euro per chi ha un figlio che frequenta a tempo pieno. Le altre decisioni dell'esecutivo prevedono quasi 90 milioni di euro per il programma Interreg Italia-Slovenia, con un focus alla ricerca sui cambiamenti climatici e un fondo per Gorizia Capitale della Cultura 2025. Via libera anche al piano regionale della mobilità ciclistica, che porterà alla creazione di 1.300 km di piste ciclabili, di cui 473 già percorribili. Infine, disco verde al regolamento per la concessione dei contributi a favore della ristrutturazione e dell'ammodernamento di unità immobiliari da collocare e mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi. Con l'avvio della vendemmia e la raccolta di alcuni cereali cambia la strategia irrigua del consorzio di bonifica Cellina Meduna, che aveva stoppato l'acqua per i cereali sull'asta del Meduna. Adesso si riprenderanno a bagnare mais e soia. Non piove ancora, ma le ridotte necessità irrigue che dipendono dall'avvio della vendemmia e dalla mietitura consentono di rivedere parzialmente lo stop di Ferragosto. Sono così state pubblicate le nuove priorità del consorzio di bonifica Cellina Meduna dopo una riunione con soci e sindaci. Da 2 settimane, a causa della siccità, era stata sospesa ogni forma di bagnatura ai cereali lungo l'asta del Meduna. Ora le nuove disposizioni: verrà data precedenza al mais destinato alla zootecnica e alla soia, mettendo in terza posizione i cereali per altri usi. La carenza idrica del fiume resta gravissima, ma l'inizio del raccolto di alcune coltivazioni rende possibile la parziale ripresa per le specie vegetali che invece devono restare ancora in terra per qualche tempo. Ovviamente l'acqua scarseggia e non sarà possibile servire l'intera area, hanno spiegato dall'ente pordenonese. I singoli turni andranno preventivamente concordati con gli uffici e con i guardiani di zona. Si tratta di decisioni difficili, ma dettate esclusivamente dalle eccezionali condizioni meteo. Le precipitazioni della scorsa settimana hanno permesso di sospendere i prelievi per qualche giorno, ma non hanno incrementato le capacità di accumulo a monte. L'evoluzione del quadro viene monitorato ogni giorno in sinergia con l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Zanier, e a Udine c'è stato un summit tecnico sulla siccità entrato ormai negli annali. Il lago di Redona continua ad essere vuoto, il torrente apporta pochissimi metri cubi al secondo. I previsori annunciano qualche fenomeno per il weekend e se ci saranno svolte considerevoli modificheremo immediatamente le prescrizioni a carico dei nostri soci, fanno sapere dal Cellina Meduna. Valvasone rivivrà la magia del Medioevo dal 2 al 4 settembre. La manifestazione, che compie 30 anni, non si è fermata nemmeno per il Covid, continuando a richiamare turisti da tutta Europa. Medioevo a Valvasone, edizione numero 30. La manifestazione, che si svolgerà dal 2 al 4 settembre, continua a mantenere il suo fascino, non solo perché coinvolge l'intera comunità di uno dei borghi più belli d'Italia, ma anche per le sue proposte culturali e ludiche abbinate alla riscoperta di sapori del Medioevo. L'obiettivo è quello di ritornare alle edizioni precedenti al Covid, e quindi con tanta gente, voglia di divertirsi, voglia di scoprire, di conoscere, perché è comunque un evento dal punto di vista culturale di grande spessore, e pertanto insomma siamo convinti che sarà un'edizione che si riemergerà nel Medioevo all'interno del borgo, che è uno dei borghi più belli d'Italia. Anche per questa edizione le novità sono tante. Al di là della parte enogastronomica, che è di qualità, fondata sull'idea che si usano solo pietanze esistenti in epoca medievale, ma ci sono dei momenti di attrazione per i più piccoli, in particolare per i bambini, che faranno un assalto al castello sfidando i propri genitori. Quindi già questa è una cosa molto curiosa, che inizierà sabato pomeriggio e sarà replicata anche la domenica. Poi l'evento centrale, il teatro dedicato a un evento della vita dell'epoca medievale, con grandi scenografie, e dopo il fatto che siamo di nuovo ritornati a quello che era il programma originario, quindi venerdì sera si apre, sabato pomeriggio siamo già aperti e domenica per l'intera giornata. Da una manifestazione a un'altra si inaugurerà questa sera alle 19:30 Aria di Friuli Venezia Giulia, la storica manifestazione che da 35 anni celebra il prosciutto di San Daniele. Non solo, allora noi, Telefriuli la seguirà in diretta, però prima un antipasto. Allora andiamo a vedere qual è il clima che si vive a San Daniele, collegandoci in diretta con Davide Vicedomini. A te, Davide. Grazie Daniele, buonasera a tutti i telespettatori. Hai detto giusto, proprio un antipasto, perché tra meno di 2 ore praticamente ci sarà il taglio del nastro per la 36esima edizione del prosciutto di San Daniele nella formula Aria di Friuli Venezia Giulia. Vi do qualche numero praticamente di questi giorni: 1500 persone che hanno prenotato le visite per scoprire i segreti del San Daniele, 2600 prenotazioni per laboratori e degustazioni,
e di queste il 62% degli ospiti si sono prenotati da fuori regione, in prevalenza dal Veneto. Noi saremo in diretta appunto a partire da quando ci sarà Poltronissima con vari ospiti. E ci saranno anche i 2 testimonial, tra cui Eleonora Boi, e poi ci sarà anche l'altro testimonial che praticamente è il conduttore del radiofonico di RDS, Filippo Ferraro. Io ti ringrazio intanto per il collegamento e ti restituisco la linea. Grazie a Davide. Allora poi insomma seguiremo anche l'inaugurazione e tutto il bel clima che si vive a San Daniele. Cambiamo argomento: dal gambero di fiume al castoro fino al rospo bruno, ecco alcune delle specie a rischio in Friuli Venezia Giulia a causa della siccità e non solo, a dirlo uno studio firmato da 12 naturalisti della regione. Minacciati, forse estinti per sempre nella nostra regione. Ci sono pesci, anfibi e crostacei rari nell'elenco degli animali a rischio in Friuli Venezia Giulia. L'allarme viene lanciato da un gruppo di 12 naturalisti della regione che temono che al nord-est la biodiversità sia ormai al tramonto. La colpa è della siccità, quella estiva ovvio, ma anche quella invernale, unita al caldo e al vento più intenso. Secondo lo studio queste anomalie sono la diretta conseguenza del nostro inquinamento climatico, un fatto ormai ampiamente dimostrato e accettato dalla scienza. Un disastro ecologico lo definiscono. Con poche eccezioni, da Tarvisiano al Carso, dai Magredi alla Bassa Friulana, le zone umide di acqua dolce e i loro abitanti sono stati colpiti pesantemente, come mai prima d'ora. Se infatti nel fiume Isonzo ci si è adoperati per salvare almeno una parte dei pesci, in molti torrenti, canali, rogge e stagni quasi nulla è stato salvato. Nel Tarvisiano si sono prosciugati una parte dei pochi corsi d'acqua italiani che ancora ospitavano il rarissimo gambero di torrente e la metà dei soli 2 stagni italiani in cui è presente la raganella centroeuropea. Il nostro unico castoro, il celebre Ponta, ha dovuto mestamente sloggiare e cambiare zona perché il bacino creato grazie alla sua diga non ha ricevuto più acqua, e così anche le lontre. Nella Bassa Friulana si sono asciugate alcune delle rare rogge dove sopravvivevano residue popolazioni isolate di gambero di fiume, probabilmente perdute per sempre. Anche per la comunità degli anfibi questa è stata un'annata disastrosa, dicono gli studiosi. Sul Carso il rospo bruno è riuscito a riprodursi solamente in 4 stagni sugli abituali 20 o 30. Laddove gli animali e le piante che popolavano tali ambienti non siano riusciti a sopravvivere, la loro estinzione locale è da considerarsi definitiva, perché nella maggior parte dei casi, dicono i naturalisti, non vi sono popolazioni limitrofe che possano ricolonizzare queste porzioni di areale. Oltretutto temporali forti e rapidi formano pozze effimere che divengono focolai per le larve delle zanzare, che in pochi giorni compiono il ciclo, per la felicità anche del virus del Nilo. E tra pochi minuti alle 18:30 fischio d'inizio della terza giornata di Serie A, incontro tra Monza e Udinese. Sottile ha sciolto le riserve, vediamo allora la formazione ufficiale che vedrà il ritorno da titolare di Beto per la prima volta in campo dal primo minuto d'aprile. Pereira sarà adattato esterno destro con al centro Makengo, Wallace e Lovric. Dietro confermati Beccao, Njuntink e Masina, il trio difensivo davanti a Silvestri. Al termine del telegiornale via a Poltronissima con Francesca Spangaro, Marco Pasquariello e Paolo Matrecano. Allora restate in compagnia di Telefriuli, appunto ve lo ricordo, per seguire la partita dell'Udinese e anche area di Friuli Venezia Giulia con i collegamenti con Davide Vicedomini. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.